Buonasera, vi do il benvenuto a nome del Circolo Veneto, vi porto saluti del Presidente Cesare Campa. Mi fa piacere vedervi numerosi nonostante il tempo inverso. La signora e l'assessore mi ha detto l'argomento meritava, credo di sì. Allora, siamo quasi arrivati alla fine di questo secondo ciclo di conferenze relativo al progetto Venezie, che si concluderà il prossimo 7 novembre con la conferenza di Federico Moro su Forte Marghera e gli avvenimenti del 1748-49. Oggi invece abbiamo qui sentiremo il professor Vanno, che è non solo l'ideatore ma anche il curatore di questo progetto Venezie. Ma siccome vedo in platea vedo il Presidente della Municipalità, lo inviterei qui per un saluto. Grazie, buonasera a tutti e benvenuti. Sono il primo a ringraziarvi per la presenza perché arricchite il programma culturale e le proposte che vengono fatte. Il nostro Circolo Veneto, il professor Vanno, che oggi è l'ultimo anno fanno una relazione sicuramente interessante, non solo nel titolo ma nei contenuti perché c'è molto curiosità in sottoscritto il primo. Ci sono parecchie iniziative a livello culturale nella nostra città, nella nostra terra, che vanno ad arricchire il programma culturale intero. Quindi è un dovere nostro partecipare e anche partecipare agli altri, soprattutto a trasmettere queste iniziative. Sanno anche che sono prima stato in lavorazione accademico dell'Università del Tempo Libero e anche loro hanno delle proposte culturali interessanti, hanno dei corsi che tra le altre anche parlano di storia di Venezia o meno. Quindi stavano, magari in proposta c'erano persone che potevano essere interessate in ascoltare questa sera, ma non avevano diretto il messaggio. Ecco, chiedere uno sforzo a tutte le associazioni, a tutti quanti si danno da fare per proporre e accettare delle iniziative importanti culturali, delle conferenze su temi specifici importanti soprattutto la storia di Mestre, di fare un po' rete, di passare le comunicazioni, di non essere gelosi del nostro pubblico perché la crescita nostra è la crescita di tutti quanti. Ecco, con questo spirito io spero che aumenti sempre questa voglia di partecipare, di ascoltare e di conoscere mutuamente la nostra città. Buon ascolto a tutti e grazie. Buonasera. Ecco, come giustamente ricordava il Presidente della Municipalità, bisogna essere informati per partecipare. Quindi chi ancora non ci conosce, per essere informato su tutte le nostre iniziative, può compilare il foglietto che io lascerò sul tavolo fuori dalla sala, indicando nome e cognome e l'indirizzo mail. Verrà inserito nella nostra mailing list e verrà informato di volta in volta di tutte le nostre iniziative. Perché il Circolo Veneto si occupa di parecchie cose. Sì, se avete tempo, al terzo piano c'è l'esposizione delle 60 opere finaliste del premio Mestre di pittura e domani sera avremo al Teatro Toniolo la premiazione dei vincitori. Quindi non dico altro, vi lascio al professor Vanno. Buon ascolto. Buonasera a tutti, grazie ovviamente di essere venuti nonostante il tempo inclemente. Durante le battaglie di Lepanto il vento soffiava a favore della flotta turca e improvvisamente, come raccontano i cronisti dell'epoca, il vento si abbassò scoppando e fu dalla parte della flotta alleata.
esempio è noto, penso che tutti voi l'abbiate visto riprodotto oppure visto dal vivo, si trova a Venezia, nel Palazzo Ducale di Venezia, per la precisione nella sala dello scrutinio, che per intenderci quella sala che quando voi entriamo nella sala maggiore, nella sala del maggior consiglio, in fondo sulla destra c'è un'anticamera, poi c'è la sala dello scrutinio. La sala dello scrutinio aveva una funzione fondamentale a Venezia perché era appunto, come dice la definizione, era utilizzata per le elezioni di oggi. Ma non solo, era per esempio già nell'epoca in cui ci troviamo, poi dopo scendiamo nelle date, era anche sede della biblioteca marciana, che attualmente invece si trova in un'altra sede. Comunque una sala importante del palazzo, che come tante altre sale, in particolare la sala del maggior consiglio, venne sfruttata dal punto di vista figurativo per realizzare dei dipinti che ripercorressero la storia degli eventi più gloriosi della Repubblica di Venezia. Questo accade perché ci furono due incendi del palazzo, in particolare quello più ci interessa di vicino è un incendio che avvenne nel 1577, quando Sebastiano Raniero ormai ritornato dalla vittoriosa battaglia di Lepanto e a Dodra, e in seguito a quell'incendio il Senato in Consiglio decisero di costruire il palazzo e di chiedere agli artisti del momento di decorarlo con un nuovo ciclo di pitture, di grandi dipinti di Talieri. E tra questi Talieri ce n'era uno che era stato già realizzato dal Tintoretto all'indomani della battaglia nel 1572, ma che purtroppo andò perduto con l'incendio. Quindi si trattava di sostituire il Taliero perduto del Tintoretto, che raffigurava sempre lo stesso tema, cioè la battaglia di Lepanto, e con un dipinto che almeno occupasse lo stesso spazio che era stato riservato in precedenza e che tornasse appunto alla battaglia di Lepanto e del suo eroe per eccellenza Sebastiano Raniero. Voi vedete una riproduzione di questo dipinto, ma per renderci conto della sua dimensione, io vi posso dire che è alto 5 metri, per l'esattezza 5 metri e 20, ed è lungo ben 13 metri e 9, cioè quasi 14 metri. È stato un impero enorme, che quando è visto dal vivo dà proprio l'idea di assistere di persona a uno spettacolo grandioso che è appunto quello della gloriosa vittoria del 1571. Bene, strana conflitta, ripeto, come dicevo prima, perché sarebbe stato forse più interessante esaminare dei dipinti o delle incisioni che hanno raffigurato la battaglia di Lepanto subito dopo il suo esito. Quindi di dipinti che si muovono attorno al 1572-73, perché avremmo colto attraverso quei dipinti le opinioni, le convinzioni degli autori, dei committenti nel vivo e subito dopo la vittoria che viene celebrata a Venezia con festeggiamenti indicibili e popolo soprattutto. Questo dipinto è noto. Se voi leggete una guida o un libro di Palazzo Ducale sicuramente lo trovate menzionato, sono di solito alcune righe di spiegazione, non è stato molto studiato, forse perché appunto è stato realizzato dopo. Per quanto riguarda la datazione, siccome è stato dipinto dopo il 1577, la critica di discorde, diciamo si va dal 90-92, io personalmente non si dà un trippo della mia dimostrazione stasera, che richiederebbe molto tempo, ritengo che il dipinto sia stato realizzato nel 1587. Quindi facendo i conti
1963 possiamo dire, se vale la mia datazione, che è proprio del vecchio dato fuori i documenti giusti, questo dipinto viene realizzato per sostituire quello di Tintoretto, realizzato all'indomani della battaglia, andato perduto, ripeto, ma è stato realizzato dopo 14 anni, dal 1863, che viene studiata la pace tra Venezia e era Carlo Romano. E forse questa è la ragione per cui gli storici dell'arte e la critica non si è soffermato più di tanto. Stiamo facendo alcune osservazioni che sono anche abbastanza affrettate, perché era un dipinto che si insereva nella volontà della Repubblica di Venezia di allestire un ciclo sulla storia serenissima, quindi questo è sicuramente un episodio cruciale, fondativo della storia di Venezia, ma non più di tanto, e quindi quando poi ci si porta a parlare di questo dipinto si fa allora e si dice pochissimo. Io in realtà non mi sono mai occupato di dipinti di battaglia, anche se mi sono occupato tantissimo di architettura militare. Ogni volta che passavo di fronte a questo grandissimo periodo mi sorgevano dei dubbi. Ogni volta che passavo si aggiungeva un altro dubbio. Insomma, che poi dopo su quelle cose che sì, me ne occuperò, finché ho trovato il tempo ad occuparmi e per scoprire degli aspetti della raffigurazione della battaglia di Lepanto che sono veramente cruciali per capire che cosa accade a Venezia dopo la pace stipulata con la Casa Padana, per capire come la visione della storia che poi si decana nel ciclo intero di Palazzo Ducale, quando arriva a Lepanto, non è semplicemente basata sulla rappresentazione dei fatti, ma è un racconto fatto a posteriori, abbiamo detto 14 anni dopo la pace e se vogliamo 16 dopo la vittoria, un racconto che apparentemente ci fa vedere ciò che accade, ma in realtà se lo esaminiamo a fondo, ed è quello che faremo stasera, ci accorgiamo che è un racconto che è stato modificato, che è stato alterato non per capriccio, ma per necessità propagandistiche e politiche. Quindi attraverso questo dipinto enorme, gigantesco, affrontato dalla critica in maniera insufficiente, noi scopriremo degli aspetti di quello che è il mito di Venezia, di quello che è l'immagine che Venezia ha voluto dare di sé in un'opera di questo genere, che ripeto ha delle dimensioni veramente eccezionali. L'autore di questo dipinto è un pittore non rinomatissimo, almeno per il grande pubblico. È il Vicentino, Andrea Michel Vicentino, è stato vicino alle botteghe di Veronese e del Tintoretto. E quando il Vicentino è stato chiamato dalla commissione che doveva scegliere i soggetti e doveva indicare i vari pittori che poi hanno illustrato il ciclo storico di cui vi parlavo, questa commissione era composta da due patrizi. Uno si chiamava Giacomo Contarini, persona di grandissima cultura, e l'altro era Giacomo Marcello. Questi due patrizi sono entrati nel Senato e stabiliscono il programma, quindi dividono i soggetti e per individuare questi soggetti si avvalgono di uno storico professionista dell'epoca che era un monaco valdorese che si chiamava Girolamo Barti. Questo Girolamo Barti poi scrisse una guida di tutti questi soggetti che noi utilizziamo tutt'oggi per capire dove fossero posizionati, quali soggetti, come è stato scelto l'episodio della storia di Venezia piuttosto che un altro, eccetera, eccetera. Quindi una guida preziosissima da capire per contestualizzare tutta questa operazione culturale, propagandistica
comunque un pittore che suppongo non la perfetta tradizione pittorica veneziana, perché noi sappiamo che per esempio a Venezia è stata sotto Venezia prevalentemente dal 1572 e vi sono le botteghe più importanti e nel momento in cui viene chiamato, quindi negli anni 80 del 500, è sicuramente uno dei protagonisti del rifacimento e della realizzazione del nuovo ciclo decorativo di Palazzo Ducale. Perché è curioso e risiede a Mestre, se voi conoscete la chiesa dei Cappuccini, immagino di sì, l'altar maggiore della chiesa dei Cappuccini, la pala principale è proprio di questo pittore, lo stesso pittore che ha realizzato il dipinto che viene nelle nostre sfere. È una pala che raffigura la Madonna in trono, a San Carlo Borromeo e alcuni santi francescani che sono vicini al culto dei Cappuccini. Allora, questa è la premessa. Adesso andremo a vedere che cosa c'è di tanto particolare in una opera di questo genere. E prima di entrare nel dettaglio, comunque vorrei fare un giro con voi per farvi vedere almeno vedete che è una scena che ha una fascia orizzontale inferiore con le figure dei soldati con proporzioni maggiori, perché il pittore tiene conto del fatto che l'osservatore, essendo più vicino a questa fascia, a questa area della scena di Lepanto, il golfo di Patrasso, dove si svolge la battaglia, aumenta le figure perché queste figure sono più vicino all'osservatore, quindi una loro prospettica. Poi, man mano che si procede verso l'orizzonte, vedete che sia le galere, le numerose imbarcazioni che si stanno affrontando, che i contendenti che si stanno affrontando in scontri cruentissimi, diventano sempre più piccoli e minuscoli per l'effetto della lontananza. La scena è intervallata da nuvole densissime che sono causate dagli spari delle artiglierie e in lontananza in alto a sinistra si possono intravedere alcune particolarità del luogo, in particolare queste che voi vedete sono le cosiddette isole solari, e una di queste è il Monte Malcantone. Tutto quello che vedete sembra disposto un po' così, ma in realtà c'è una perfetta conoscenza da parte del vicentino del contesto geografico e degli alimenti. Questo ha potuto farlo non perché fosse presente il fatto, ma perché ha potuto sentire testimoni, ma soprattutto il vicentino, questo vedremo fra un po', ha potuto usufruire di incisioni realizzate nel 1572 che vennero stampate all'indomani della vittoria di Lepanto e che vennero prodotte proprio grazie a colpi dai diretti testimoni di questi episodi. Al centro, ci ritorneremo dopo, vedete questa grande galera rossa sul colore inconfondibile del colore di Venezia e la galera di Sebastiano Daniele, che sta investendo quest'altra galera che vedete in orizzontale ed è del colore verde, quindi il colore che si addice alle galere ottomane, e questa è la galera dell'ammiraglio della flotta ottomana che è Ali Pascià. Io l'ho appoggiato, ma il suo nome sarebbe Capodan Pascià Muazzezade Ali, lo chiameremo Ali per brevità. Ma quindi c'è uno scontro principale, le galere se vedete sono raffigurate con proporzioni leggermente ingrandite rispetto a quelle più vicine, proprio per portare l'attenzione dell'osservatore su questo avvenimento cruciale per la battaglia di Lepanto. Ma ripeto, prima di entrare nel vivo
molti uomini in acqua, la battaglia ormai avviata da alcune ore e gli storici dell'epoca raccontano spesso e volentieri che l'acqua di Lepanto si macchiò di sangue talmente tanto che divenne rossa e che alla fine della battaglia era piena di corpi, di cadaveri che galleggiavano. Naturalmente, siccome questi cronachisti erano di parte cristiana, evidentemente si parlava solamente della parte avversa e i bizantini mi tengono conto di questo, perché se voi vedete qui in questa imbarcazione turca, dove ci sono questi soldati che stanno scrivendo le loro frecce, vedete che uno di questi col turbante sta cercando di tirare in barca uno dei suoi amici, ma che era grandemente ferito con un colpo di arma bianca sulla testa. Qui ci sono altre scene di c'è una persona di colore, ormai deceduta, orrendamente segnata di colpi sempre di arma bianca, e vale la pena spendere molta roba perché i combattimenti navali, di reputo, ma anche quelli precedenti, quando le navi erano a distanza si svolgevano con delle camminate e con i piedi di archibugio e di freccia, ma il momento cruciale della contesa avveniva con l'arrembaggio, perché le navi si avvicinavano di loro, si incatenavano una con l'altra e le truppe, a seconda delle circostanze, salivano e scendevano sul ponte avversario per occupare il possesso della nave nemica. A volte si vedevano tra di loro anche 3, 4, 5 navi, per cui voi dovete immaginare la battaglia come tante battaglie campali una vicino all'altra, a seconda degli agganci tra le navi, e così venne descritta anche dai cronachisti dell'epoca. Naturalmente molta gente veniva sbazzata dalla nave, ovviamente uccisa dai colpi di archibugio oppure dalle frecce, ma anche dalle armi bianche che venivano usate dalle truppe di assalto. E quindi naturalmente uomini in acqua, questa è la concitazione della battaglia, con varie scene tragiche, con molti turchi sotto i remi della stessa imbarcazione di Al-Pasha, scene di disperazione per marcare la gloriosa vittoria di Lepanto. Qui tra i difensori, che sono invece quelli cristiani, spicca lo scudo con il leone marciano, quindi evidentemente questa piccola scialuppa è una scialuppa di veneziani che sta inserendo contro i nemici, e su questa scialuppa noi addirittura possiamo vedere la firma di Andrea Vicentino. Andrea Vicentino andiamo avanti, ci sono persone che cercano di aggrapparsi ai remi della galera di Sebastiano Vignerma, un artigiano veneziano sta sparando a questi poveri soldati che sono in questa posizione. Qualcuno disperatamente appunto cerca di aggrapparsi ai piedi, molta gente non sapeva nuotare, quindi cadere in acqua anche se non era ferito significa annegare. Qui addirittura c'è qualcuno che tenta un approccio individuale alla galera veneziana, sotto c'è Sebastiano Vignerma, lo vedremo dopo, e viene rigettato da questo anello. E così via, qui c'è un turco con un archibugio, un altro con le frecce. Qui proseguiamo, di nuovo scene di gente che nasce
sensuali del valore. Quindi riportare lo stemma familiare in questo dipinto dava vanto a molti dei patrizi veneziani di potersi invitare e di poter raccontare magari non solo ai figli o ai nipoti la battaglia stessa. Ma mi farei notare però una cosa, che mostrare lo stemma senza indicare il nome del patrizio che ha partecipato di persona è un tributo ancora maggiore verso il patriziato veneziano, perché ciò che conta non è il singolo che è andato a sacrificarsi per la Repubblica nel golfo di Patrasso, ma è l'appartenenza al blasone familiare che conta, che è un motivo di vanto nel corso dei decenni e dei secoli. Quindi questo è un dipinto che cerca di unificare il patriziato veneziano, che probabilmente, siccome siamo molto distanti da questo episodio, abbiamo detto 14 anni, non si dicendo della battaglia, probabilmente non aveva bisogno di tante indicazioni, perché se io vedo lo stemma di un contadino, lo stemma di un barbarigo, del bravo veneziano, so benissimo anche i nomi delle persone che erano presenti sulla scena della battaglia. Quindi siamo lì, dopo che ritorneremo, la sua nave, la sua galera detta la Sultana, avevano queste galere come quelle veneziane, occidentali, insomma, avevano dei canali di riconoscimento e la galera dell'ammiraglia aveva sempre 3 fanali, quindi è un segno di riconoscimento con le mezzalune, anche un dipinto molto affascinante, dipinto molto bene. Questo periodo è veramente avvincente perché si dilunga di minimi dettagli. Quassù siamo vicino al monte del malcontento e qui vedete questo stemma è lo stemma barbarigo. Quindi so che questo signore davvero più piccolo e più lontano è Agostino Barbarigo, che conosce la storia della battaglia di Letta, e so che è uno degli eroi veneziani morti in battaglia perché colpito da una freccia, il quale però, vedete, è sulla polvere della nave, non viene raffigurato nel momento di questo incidente fatale, e viene raffigurato con questo gesto che è un gesto oratorio, è come se il Barbarigo, prima di morire, anziché dare dei comandi veri e propri, come nel 26 ai suoi marinai e ai suoi soldati, è quasi come se si rivolgesse a noi, stando il barco in questa maniera e dicendoci qualcosa sulla battaglia di Lepanto. È lo stesso gesto che colpa Sebastiano del Muro, perché se voi guardate, andiamo a cercare, così vi scorro qui, così voi vedete altri dettagli. Sebastiano non ci guarda, non è dentro la battaglia, è nella battaglia, è nella sua galleria. Però si gira verso la sala dello scrutinio, guarda i patrizi veneziani, in questo momento guarda noi e ci dice guardate, alza il braccio, nel senso un gesto altorico, fa vedere chiaramente sulla sinistra che tiene il bastone del comando, perché lui è il generale della parte veneziana della flotta alleata. La flotta alleata era composta principalmente da navi spagnole, da navi del papato, del Bote e la grande maggioranza delle navi veneziane, più altri stati che sono in Venezuela. Tiene il bastone del comando, la sua classica armatura, ha il mantello dorato che gli viene dato quando ritorna vittorioso a Venezia, non è che andasse in battaglia con questo mantello, no? Quindi vedete che è un ritratto quasi un ritratto ufficiale, e questo è un ritratto postumo, perché Venier, che era morto, dipinto abbiamo detto nel 1577, Venier muore nel 10 anni prima, va bene? Quindi qualche cosa ci dice qualcosa, e di questo qualcosa ce lo dice anche il Barbarigo. Non credo sia difficile ipotizzare
erano attentissimi allo scontro, non è che lo cercavano a tutti i costi, perché dovevano sempre avere la situazione più a loro favorevole, perché perdere la flotta a quell'epoca significava tirare la via al nemico che avrebbe poi raggiunto le capitali dei rispettivi imperi e repubbliche. Se venire l'armata cristiana avessero perso, non c'era più alcuna difesa navale, va bene? La locomozione aerea, quindi il dominio dei cieli non esisteva, il dominio del mare. Il dominio del mare era perso se si perdeva la flotta, e quindi si era attentissimi, si era attentissimi. Sebastiano veniva rendendosi conto della delicatezza della situazione, perché i turchi avevano reclamato l'isola di Cipro, l'avevano già quasi conquistata, però aveva capito che bisognava affrontare l'armata turca e cercare di sconfiggerla. Guardate bene, mai sconfitta fino a quell'epoca. E quindi era un rischio enorme, enorme, ma dal quale non ci si poteva sottrarre, secondo le intenzioni di Sebastiano Venier, che non è stato l'unico. Venier è stato un po' il rappresentante di quello che potremmo chiamare il partito veneziano della guerra. Quando uso il termine partito, voi non lo dovete fraintendere, non è il partito che intendiamo oggi. È un gruppo di senatori che nell'ambito dei dibattiti che avvenivano all'interno di questo organismo statale sostenevano le ragioni della guerra. Cioè, era anche un partito della pace, noi sappiamo che c'è stato uno scontro fortissimo, politico fortissimo all'interno del Senato veneziano, perché alcuni addirittura volevano arrendersi alla casa ottomana, quindi cedere l'isola veneziana di Cipro subito appena reclamata appena le truppe turche sbarcavano a Cipro. Naturalmente molti veneziani si oppongono, molti cattolici veneziani si oppongono a questa ipotesi remissiva e si schierano per affrontare i turchi sul mare. Il partito della guerra era talmente determinato che che riteneva di poter affrontare i turchi da soli, cioè solo con le forze della Repubblica. Un altro partito del Senato del patriziato veneziano, invece, forse più lungimirante, quantomeno forse più realista, disse che era impossibile sconfiggere una flotta così vasta come quella ottomana senza l'aiuto di una difesa di guerra, un'alleanza tra grandi potenze occidentali e cristiane. E preso dai contatti con la Santa Sede, grazie all'interessamento di Papa Pio V, si riviene la costituzione della Lega Santa, che fu poi quella che formò la flotta cristiana che si impegnò anche in vittoria di libertà. Qui noi abbiamo il dipinto, il diapositivo che vi ho mostrato prima, adesso velocemente vi faccio vedere questo dipinto invece, che è il tintoretto con aiuto. Non è quello di cui vi parlavo, perché vi ho detto che la tela del tintoretto viene distrutta dall'incendio del 1777, però ce ne rimane una che è in collezione privata, che è distruttata fuori da poco, che qui vedete in particolare. Io purtroppo non ho mai potuto esaminare di persona questo dipinto, comunque
l'insieme della battaglia e la unità tra le galere occidentali che hanno fatto sì che si potesse arrivare alla vittoria e che i singoli certamente hanno preso parte a questa grande vittoria ma non vengono esaltati in questa crisi. Preferisce raccontare da lontano per vedere la scena dal punto di vista panoramico, cosa che invece non fa il Vicentino, perché il Vicentino addirittura inserisce dentro il suo dipinto dei veri e propri ritratti, abbiamo visto quelli di Anni, quelli di Daniele, di Agostino Barbarino, ma potremmo andare avanti tantissimi. Eccoli qua, finalmente. Abbiamo a sinistra una zenzara di Pasquale, per l'ammiraglio turco, e a destra il nostro Sebastiano Vernier, che è il capitano generale veneziano. Lì è intento alla battaglia, sta dando delle indicazioni imperiose ai suoi soldati, ai suoi marinai, e quindi è raffigurato come un personaggio di comando autorevole, imperioso, e molti storici dell'arte che mi hanno preceduto hanno giustamente osservato che è un tipo di raffigurazione molto singolare questo del nemico ottomano. E voi dovete sapere che l'indomani della battaglia di Ali, che alla fine venne perché viene preso, catturato, lo decapitarono e insannano la sua testa per farla vedere alle altre navi turche. Quindi in questo caso tutta la ferocia usata nei confronti di questo ammiraglio non viene raccontata, non viene ricordata, anzi è rappresentato, potremmo dire, con un grandissimo rispetto, perché se ne rispettano, se ne esaltano le doti guerriere di comando, se ne riconoscono in fondo l'appartenenza anche sociale patrizia, anche se per usare questa parola per detto comunque a un personaggio di rango. Qualcuno ha suggerito che questa raffigurazione sia dovuta al cosmopolitismo di Venezia. Venezia è aperta a tutti, aperta al mondo, eccetera, eccetera. Secondo me non è così. Secondo me questo qui è il primo segnale di quella influenza, di quella tendenza a tramutare il racconto di Epatro in qualcosa che serve al presente. Perché siccome Venezia è in pace con i turchi da 14 anni, va bene, e questa pace durerà addirittura quasi un secolo perché verrà spezzata dai turchi solamente a metà del 600 quando la fine di Cambia, occorre rappresentare il nemico, lo ricordo, però si è stipulato un accordo di pace disastroso per i veneziani, adesso non voglio entrare in questi dettagli, però occorre rappresentare il nemico in maniera più che dignitosa, quindi rispettandone la grandezza, la dignità, e quindi senza offenderlo nelle circostanze che invece vengono sollevate nelle varie vittorie e che vengono descritte in tantissimi libri di storia. E dall'altra c'è il nostro Venezia che si invita a guardare la scena, ad apprezzare che cosa? Apprezzare, usando le parole di alcuni storici, gli indomiti leoni veneziani. Voi pensate per esempio all'evento di questo ragazzino che sta sorreggendo l'elmo di Sebastiano Vernier, il quale incurante delle frecce, delle archibugiate, della concentrazione, della battaglia, dietro di lui c'è il trombettino che dà i segnali per la carica, eccetera. C'è questo bambino, sia un'invenzione, in realtà questo qua è il nipotino di Sebastiano Vernier, Sebastiano Lorenzo, che lui, infatti, eccetera, ha sopportato in battaglia. E questo non lo sappiamo di certo perché più di
una ricostruzione che mi sono permesso di fare per evitare. Non abbiate paura, non parleremo di tutti i personaggi, ma vi voglio solo far vedere che nel dipinto sono disseminati tutti questi blasoni di famiglia e facendo una piccola ricerca sui blasoni veneziani si riesce a capire la famiglia, poi leggendo gli elenchi dei personaggi presenti all'epoca, uno più uno, si riesce a capire che per esempio da qui in alto a sinistra c'è Francesco Duodo, perché Francesco Duodo, di lui adesso spendo due parole perché è importante per la battaglia di Lepanto, era il capitano delle galleazze. Le galere occidentali, le galere della Lega Santa, oltre al loro schieramento che poi vedremo, avevano davanti a loro 6 navi allestite dai veneziani ai comandi di Francesco Duodo, ed erano chiamate galleazze, erano delle navi particolari, intanto di grande tonnellaggio e comunque armate, diciamo così, fino ai denti, nel senso che avevano i pannoni non solo a prua e a poppa, ma soprattutto sulle fiancate. Voi dovete pensare che le galere, che noi vediamo in questo combattimento, non avevano i pannoni sulle fiancate, perché le fiancate erano occupate dai rematori e dai remi, quindi non era possibile allestire delle cannoniere sui fianchi. Le galere avevano al massimo 3 pannoni sulla prua, punto e basta. E poi dopo che questo è quello che inventavano un combattimento ravvicinato. Le galleazze invece no, e furono una vera e propria sorpresa, perché i turchi che pensavano fossero navi da trasporto, che passavano di mezzo alle galleazze, e quando furono in mezzo alle galleazze furono cancellati. Dalle prime valutazioni, dalle valutazioni generali degli storici, si dice che almeno un terzo della flotta turca sia stato affondata solo dal tiro incrociato delle galleazze. Ecco, qui per cui veramente il capitano delle galleazze deve essere sicuramente ricordato proprio per il contributo fondamentale dato alla battaglia. Poi mi soffermerò sugli altri, ma vi voglio far vedere qui in questo punto che è raffigurato il capitano generale delle navi mandate dal Papa, dalla Santa Sede, è Marcantonio Colonna. Marcantonio Colonna sulla propria galera visse in esilio con il crocifisso che gli era stato affidato dal Papa stesso. Marcantonio Colonna ebbe un ruolo fondamentale anche politico e diplomatico in tutta la vicenda, su questo adesso non posso dilungare. E qui di fianco vedete questo personaggio, anche qui vedete, nonostante siano lontani, si cerca di raffigurarli in modo ritrattistico, anche se sono un po' più piccoli. Questo qui è l'ammiraglio della flotta della Lega, ed è Don Giovanni D'Arco. Qui lui ha sulla sua nave i 3 stemmi delle potenze maggiori, e ci guarda anche lui, ci guarda anche lui. Andiamo avanti, ci sono tanti altri stemmi, qui ritroviamo Agostino Barbarigo, che abbiamo visto prima nel risaltimento, ce ne sono tanti altri, ognuno di loro ha una storia, che adesso non dirò, ma che possiamo ricavare ripercorrendo gli appunti che sono stati fatti in molte cronache manoscritte, ma anche in molti testi a stampa di dominio pubblico dell'epoca. Altri di questi temi sono parecchi, adesso non mi ricordo il numero, comunque sono stati individuati, vedete i personaggi, i capitani a comando delle galere che sono questi temi. Facciamo una pausa, una piccola pausa per cambiare argomento e non più di tanto. Questo che vedete è un'incisione tra le più fortunate dell'epoca, è stata stampata da un editore che si chiamava Domenico De Franceschi nel 1572 in una bottega di Alto. E perché fu fortunato? Perché le incisioni sull'epoca ce ne sono tante, veramente tante. Ma questa qui, assieme ad un'altra, questa incisione raffigura le galere e tutta la battaglia che si svolta
distonia, si unisce quella di distonia con i nomi dei capitani. Cioè, praticamente ha fatto il lavoro che io ho dovuto fare sul Vicentino, perché partendo dallo stemma, ovviamente anche dal racconto diretto, perché qui i franceschi e gli incisori che hanno realizzato la fotografia hanno avuto la possibilità di sentire, di scrivere la battaglia dai principali protagonisti, in particolare da un nobile che si chiamava Alfredo Giustiniano, che venne mandato immediatamente dopo la battaglia da Sebastiano Daniele a denunciare la vittoria a Venezia. Quando poi lui scese, iniziarono i festeggiamenti. Ecco, questa incisione è molto curiosa proprio perché è fortunata, dicevo, proprio perché chi non era presente in questo luogo mostra quasi come se fosse un gioco di ruolo, mostra dove erano i protagonisti, in particolare dove erano i protagonisti veneziani, ma non solo, perché dei franceschi vuole prendere la sua decisione un po' ovunque e quindi mette anche il nome degli altri partecipanti alla Lega Santa, quindi anche quelli dei genovesi, non molto ben visti dai veneziani, quelli degli austriaci, quelli dei tedeschi, quelli degli spagnoli, soprattutto dei maltesi, eccetera, eccetera. Ecco, entriamo nel vivo del mio ragionamento. E per farlo voi dovete presentare qualche minuto perché vi devo far vedere che cosa è successo a Lepanto tramite incisioni dell'epoca. Questa qui che vedete è un'incisione di un altro editoriale che si chiama Panuccio, che mostra gli schieramenti di partenza delle due flotte, delle due compagini navali. Noi guarderemo lo schieramento occidentale, quello cristiano della Lega Santa. Vedete che qui davanti ci sono le 6 galeazze, sono 3 trasei, di cui vi dicevo prima, galeazze comandate da Francesco Duomo. Poi abbiamo un'ala a sinistra, detta anche corno sinistro, con Agostino Barbario, che abbiamo visto prima, un corno destro, che è capitanato da Giovanni Andrea Doria, e il centro della battaglia che con dietro una squadra di soccorso capitanato naturalmente da Don Giovanni d'Austria. Don Giovanni d'Austria è in realtà l'ammiraglio e comandante di tutta la flotta, che proprio per questo sta al centro. Qui la disposizione dei patrizi e dei nobili che hanno partecipato alla battaglia è dovuta anche a una questione di rango, che è una mentalità che noi non abbiamo, o perlomeno l'abbiamo perduta. No? Il generale, l'ammiraglio in capo della flotta della Lega Santa non può stare su un'ala o sull'altra o sull'altra, deve stare nel posto più pericoloso, ma anche più vantaggioso, perché al centro io posso vedere da distanza relativamente ravvicinata l'andamento di tutta la battaglia. Comunque al centro sta il generale. Ai fianchi della galera di Don Giovanni d'Austria stanno i due ammiragli in seconda, cioè Marcantonio Colonna per la Santa Sede, per il Papato, e Sebastiano Bernier per Milizia, che sono le 3 potenze principali che hanno partecipato alla battaglia. Quindi abbiamo il centro dello schieramento. Qui ho ingrandito quella incisione di Panuccio, poi ho preso un elenco dei partecipanti alla battaglia, ci sono degli elenchi che dicono il nome della imbarcazione, l'insegna che salva, soprattutto il capitano. Allora noi vediamo che queste 3 galere che vediamo al centro, sono segnate anche da Panuccio, che è scomatissimo naturalmente, sono Sebastiano Bernier, Don Giovanni d'Austria al centro e Marco Antonio Colonna sotto. Siccome la direzione è da sinistra a destra, Marco Antonio Colonna è a dritta e voi vedete che invece Sebastiano Bernier è sull'altro fianco di Don Giovanni. Va bene? Cioè chi sta a destra ha un gradino in più di chi sta a sinistra che ha un gradino in meno, come una premiazione alle Olimpiadi, tanto per capirci. Perché
cercate di memorizzare queste posizioni perché adesso ne vedrete delle belle. Ci sono altre incisioni, abbiamo detto, della battaglia. Per esempio, questa è una di Battista Franco, un bravissimo tagliatore, che è stata pubblicata da Domenico Zanoni, più o meno nella data 71-72, proprio nei mesi successivi alla vittoria. Questo è interessante, questa incisione, perché oltre agli schieramenti, molte navi sono ancora ai posti di partenza della barriera, al centro e sugli altri qualcuno si è già mosso, quindi ci sono le prime avvisaglie, le prime schieramenti. A me non interessa tutto, interessa il centro. Al centro cosa succede? C'è la galera di Don Giovanni d'Austria che si è avanzata e si sta scontrando direttamente con quella di Ali Pascià. Don Giovanni d'Austria si scontra direttamente con Ali Pascià. Dietro Don Giovanni, a un tiro d'archibugio, potremmo dire, si muovono le due navi che abbiamo visto. Questa qui in alto, se vi ricordate lo schema di prima, è Sebastiano Veniere, e questa qui è la Statua Colonna. Adesso, Battista Franco, siamo a Venezia, cosa racconta? La battaglia inizia lo scontro diretto tra le navi ammiraglie seguite dalle rispettive navi di copertura, potremmo dire così. Ecco qua, questo è un dettaglio ingrandito, va bene? Qui c'è Don Giovanni d'Austria, qui c'è Ali Pascià, si stanno scontrando prua contro prua, e qui le due navi che sono indietro. Non so se qualcuno di voi un po' di memoria visiva ricorda il dipinto del Vicentino dove si vede la galera rossa di Sebastiano Magliacca in veste la galera di Ali Pascià. Le incisioni dell'epoca non ci raccontano quello che ci raccontano i sentire, quindi cominciamo a mettervi un po' di puccia memoria. Andiamo avanti. Succede in provincia, mentre soprattutto il Battista Franco ci danno questa versione, che è una versione che coincide con i resoconti degli storici, cioè prima contro prima dei due miragli e poi a seguire gli altri due navi del Poggio. Domenico De Francesco, che è la incisione che abbiamo visto prima, ci dà una versione diversa, completamente diversa, che è questa che adesso vi diremo. Adesso per voi sarà un po' difficile perché vedete che c'è un canale totale, però se fate gli occhi ci riuscite. Un po' vi aiuto con questo di Gasparieri che io ho inserito. Questa qui è l'ammiraglia di Ali Pascià, va bene? Lo sto indicando con la manina del mio mouse, Ali Pascià. Quindi ci siamo perché arriva da destra e va verso sinistra. Questa qui è il castello di poppa praticamente di Don Giovanni d'Austria, va bene? Tanto è vero che qui ci sono tre salò, il specchio non si vede dietro, ma comunque sono di Gasparieri. Quindi per Francesco è molto utile perché ci mette i nomi e ci dà la versione. Quindi io compro decisioni del Franceschi, sono a casa comodo a Venezia, nel mio palazzo patrizio, e dico, ecco guarda, è successo questo, lì Pascià, e Don Giovanni d'Austria, eccetera, eccetera. Ma se io guardo attentamente c'è qualcosa di nuovo, perché a sperimentare a metà dell'affiancato la galera di lì c'è Sebastiano Veniere. C'è Sebastiano Veniere. Ma non solo, si racconta qualcosa che mi fa venire qualche dubbio. Non dico che non sia vero, non farete vedere, ma si fa un'operazione tipicamente propagandistica. Perché, se voi ricordate, la galera di Sebastiano Veniere non era in quella posizione, ma dall'altra parte. Che cosa ha fatto De Franceschi, i suoi incisori? Hanno preso la galera di Sebastiano Veniere, che sarebbe stata dietro quella di Ali, quindi si sarebbe visto molto poco, e l'hanno spostata dalla parte opposta, cioè hanno invertito colonna con Veniere. Cosa non
posso renderlo difficile da percepire e da individuare nella congerie del combattimento. E questa è la prima variante, la prima variazione che interviene nel racconto figurato figurato dell'epoca. Allora, vediamo di riassumere questo uno schedino, no? Non so se qualcuno di voi si diverte di battaglie, di schemi di battaglie. Uno schedino che vi ho preparato per ripassare un po' tutto. Questa è la descrizione delle navi ammiraglie all'inizio, prima dell'inizio della battaglia. Quindi abbiamo il Venier qua, con sotto, a dritta, e Don Giovanni D'Arco al centro, davanti al Pascià. Questo è lo schieramento iniziale. Su questo non c'è dubbio. Tutte le fonti coincidono. Qui invece vi ho fatto uno schemino su De Franceschi. De Franceschi abbiamo detto che cosa fa? Il cavallo che sta in questa posizione lo porta di qua. Il Venier che sta di qui lo porta di qua. Prua contro prua, Don Giovanni di Pascià. Però fa vedere il Venier che arriva e Sperona di Pascià sulla fiancata. E torniamo indietro, forse adesso è chiaro. Vedete che qui c'è di Pascià e qui c'è Venier che arriva dritto su questa imbarcazione. Ritorniamo al Vicentino. Il Vicentino fa ancora di più, perché mi inverte in direzione della galera di Ali, perché lui anziché lo venire a destra, che il suo schieramento a destra, andare verso sinistra, e qui è invertito perché Ali lo viene da sinistra e va verso destra. E qui vedete che c'è il Venier che arriva e Sperona la galera, la sultana, la cosiddetta sultana, e non è la galera di Ali. Ma il Vicentino, abbiamo detto, inserisce anche, ci fa vedere che le battaglie sono presenti anche in altre medaglie, perché qui ci fa vedere il Barbarillo, qua ci fa vedere la Quintana Colonna e qua ancora Don Giovanni d'Arco. Ci avviciniamo un po' per capire meglio. Perché se io guardo Colonna non è lontano, magari un paio di galere di distanza dallo scontro ufficiale. Invece molte cronache narrano che il Colonna scontra coloro che speronavano l'amore di Ali. Ma quali sono le cronache che raccontano questo? Sono le cronache degli autori vicini alla Santa Sede. Se io invece vado a leggere le cronache spagnole, spesso e volentieri raccontano che l'unico che raccontò la galera di Ali fu Don Giovanni d'Arco, cioè la Spagna. Se io vado a leggere le cronache veneziane, invece, e anche i dipinti veneziani, scopro che la galera che Ali viene vestita addirittura, secondo il Vicentino, dal solo Venier. Perché se voi guardate la colonna è storia della mista, è giù lontano. E Don Giovanni d'Austria non va minima con la sua galera, non va minimamente a intercettare la galera di Ali, ma un'altra galera, sembra che combatta con qualcun altro. Allora, come sono andato per cosa? Perché quello di stasera non è solo un discorso su un dipinto, quello di stasera è un discorso sulla realtà storica. Io ho in mano documenti scritti, documenti a stampa, incisioni, dipinti di un episodio cruciale, simbolico direi, perché potrei addirittura dire che la battaglia di Lepanto è un archetipo non solo di Venezia, ma dell'intero Occidente. Infatti io è titubante a parlare di questo, perché spesso non volentieri magari qualcuno può fare dei confronti su quello che sta succedendo adesso. A me non interessa parlare di adesso perché non compito fa un altro, ma il 7 ottobre 1757, tutta la data del 7 ottobre, è una data che non può essere sentita. Vi cito, il 7 ottobre cosa sta nel 2000, adesso non mi ricordo bene la data, 2000, non se l'ho segnata,
giorni in cui le truppe di Hamas hanno fatto quello che comporta tutto quello a cui stiamo assistendo, perché di questa data è una data che ha una carica, una valenza simbolica enorme, ma ripeto, non è il tema di questa sera. Per i veneziani di allora, nel 1587, però, che avevano appunto, come dicevamo all'inizio, stretto un'alleanza con una pace con la Casa Ottomana, significava dare una versione della battaglia a proprio uso e consumo, al di là poi della verità storica e di quanto avvenne lì in quello scontro. Certamente non fu il solo venire a salire a lì, questo sicuramente lo sappiamo. E tra l'altro nel dipinto si dice anche qualcosa di più, perché se voi guardate questo dettaglio, vediamo se questa diapositiva si vede meglio, questo dettaglio, ci sono alcuni soldati veneziani che addirittura entrano dentro la galleria di Ali, cosa che invece noi sappiamo aver fatto più volte i soldati guidati da Don Giovanni Labbri. Quindi voi vedete che il dipinto del Vicentino, per quanto sia, è un dipinto che da un lato raffigura il presidente molto circostanze, tutti i personaggi, tutti i patrizi, incita alla supremazia di Venezia sul mare e quindi incita le famiglie a perseguire quell'antica strada che ha segnato le origini della grandezza di Venezia, però dello stesso lato introduce nei resoconti di Lepanto alcune interazioni, alcune esagerazioni e soprattutto omissioni, perché appunto a conquistare la reale, la sultana di Pascià non fu certamente il suo venire. E io qui per concludere, se avete pazienza, 2 minuti, ho un documento che potrebbe servirci a dirimere un po' la questione. Ed è la relazione presentata da Sebastiano Venera quando ritornato dal suo generato, ritornato a Venezia, il 29 dicembre del 1572 si è presentato al Senato e ha fatto una relazione come dovevano fare tutti i provveditori veneziani. I editori dovevano presentarsi in relazionare il loro operato. Una relazione molto lunga, io vi leggo solo quella che ci interessa più da vicino, cioè quella dello spunto. Il problema è, Ranieri dice la verità o cambia qualcosa? Analizziamo. Comunque l'armata si partì e schivando le galere, che sono le galeazze, venne verso di noi e da noi verso di lui. Sono 2 armate che si affiancano. All'incontro di noi capitani erano 4 canotti, 4 imbarcazioni di rango. Don Giovanni investì il Bassà. Sebastiano Venera ci dice quello che già sapevamo all'incisione. Don Giovanni investì il Bassà lì, prova e prova, cioè prova contro prova. E Pio all'albero. Quindi Venera ci dice che lui ha investito la nave di sul punto in cui si vede. E 4 galee vennero per investire al lato bianco, cioè a sinistra, e che Dio volse che tutte mi andavano per poppa. Cioè praticamente invece di venire stava compiendo queste manovre di investimento, venne investito da altre 4 galee a poppa, con la velocità, che impedirono di portare a termine tutta la manovra. Si voltarono al lato destro, in quello sopraggiunsero quindi 2 valorosissimi gentiluomini, Messer Catalina e Piero e Messer Juan Loredano. Cioè, Daniele, investito da queste 4
le cose non andavano proprio così, adesso non voglio tornare, perché abbiamo altre fonti sicure dove il Giovanni d'Arco venne appoggiato da altre navi, dalle navi messe a poppa come soccorso. Io, oltre a combattere a prova, combattevo con le galere, una al lato destro e l'altra un poco più per poppa. Finalmente i miei montarono sopra e vedendo io Don Giovanni un poco discosto da me, che combatteva, lo andarono ad aiutare ed in quello egli si stirò e fu finita la battaglia, che durò ore 3 e 3. Quindi, dalla testimonianza di Sebastiano Venier, noi possiamo sostenere che la nave di Ali venne non venne presa solamente da Venier, ma venne presa principalmente da Don Giovanni d'Arco, il vicentino che figura esattamente l'opposto. Ma questo era richiesto dall'epoca in cui il vicentino squiglia, perché nel 1587, negli anni a seguire, Venezia, lo ripetiamo per l'ultima volta, era in pace con i tutti, ma era entrato in un profondo dissidio conflitto politico con l'Asburgo e con la Spagna. Con la Spagna lungo il confine nei territori milanesi, Grado e Brescia. E con l'Asburgo, per le rivendicazioni di Asburgo, continuavano a rivendicare, a chiedere di un diritto di libertà di navigazione nell'Adriatico. Quindi queste due potenze, la prima attraverso l'Adriatico, cioè quindi Asburgo e Don Giovanni d'Arco, la seconda per le galere che aveva prestato per la battaglia, con queste due potenze erano completamente cambiati i rapporti politici. E proprio per questa ragione il vicentino, probabilmente su richiesta di compagni di Marcello, non consentì, possiamo dire, a Don Giovanni e a Antonio Colonna di partecipare alla conquista della galera di Fazio. Come al solito, se qualcuno di voi ha ancora un po' di pazienza, io se volete posso poi rispondere a qualche domanda. Dovete prendere il microfono così si sentono tutti. Si dice che si quadra non si arriva, però le posizioni della galera sono corrette. Il quadro? Non ho capito. Sul quadro del vicentino, le posizioni delle galere dovrebbero essere corrette, anche se l'università la di a destra e a sinistra. Sì, è vero perché lui ha invertito e quindi il Venier investe dal lato giusto. Però facendo questo ha fatto un'operazione incredibile perché tutto il teatro della battaglia è corretto. Cioè, qua c'è un fondo, qua c'è un nord, ci sono le isole culturali, e qua c'è un golfo di Lepanto, cioè la scena per intero, si vista per intero, è corretta secondo la geografia del tempo. Per farmi al meglio questa cosa, il vicentino ha tirato solamente la galera di lì e quella della linea. Una cosa che non aveva mai fatto nessuno. L'unico che aveva fatto una cosa del genere era Domenico De Franceschi, però il Domenico De Franceschi non tiene le navi per andare di lì sulla sua rotta. Non potete capirci. Grazie. Altre domande? Sì, sì, un'altra rimozione che mi sono domanda, un'altra rimozione del vicentino, è che lui, mentre, guarda, vediamo un po' se non viene qua, mentre le incisioni che raffigurano gli schieramenti mostrano l'intero schieramento, quindi anche lo schieramento del corpo
dichiarazione di Filippo II che Assare in vista era nemico e non faceva problemi a nessuno perché in quel momento nel 71-72 gli americani erano alleati per lo Spagna e quindi non si poteva sostenere un'ipotesi diversa nelle decisioni dell'epoca. Quello che ho voluto dire stasera è che 14 anni più tardi cambiano anche le versioni della regolatoria di Lepanto, perché a Venezia non è una condanna, è una constatazione di quello che c'è un modo di esaminare i dipinti, le immagini. Venezia usa la storia non solo per creare il proprio mito e la propria immagine, ma anche per coltivare le relazioni e le alleanze che ha in quel momento, non in assoluto. In quel momento le relazioni di Venezia erano completamente cambiate. Quindi se noi vogliamo leggere i dipinti e le varianti sull'Aperto, dobbiamo vedere in che epoca sono stati realizzati. Perché secondo delle cose in cui sono stati realizzati, Venezia usa un lessico diverso. Questo è diciamo, l'intento di questa serie. Poi mi lasci dire, perché lei ha sollevato tantissime questioni, bisognerebbe tanto tempo, ma ne prendo solamente una. E ripeto alcune cose per il pubblico, perché vedo che lei è abbastanza informato sull'andamento della battaglia. Allora, le cronache ci dicono che durante la battaglia il Gianandrea Doria, vedendo lo schieramento opposto turco spostarsi al largo e cercando di evitare una manovra di accertamento, si è allargato anche lui, però si è allargato talmente tanto che ha creato una distanza troppo grossa con il centro della battaglia della Lega Santa e una parte dei turchi si è inserita in questo spazio ed è riuscita a catturare delle galere della Lega Santa e hanno fatto macelli perché hanno presidente catturato la galera di Malta, hanno fondato alcune galere veneziane che erano dislocate in quei giorni, per questa manovra, Gianandrea Doria è stato subito dopo accusato di codardia, di non voler rischiare le proprie navi perché erano le sue personali, non erano le sue, eccetera, eccetera. E c'erano delle critiche ferocissime anche dello stesso Papa, cioè il biografo del Papa che dice queste cose di Gianandrea Doria. Tutti dicono male di Gianandrea Doria, ma se lei legge le cronache del 1570 al 1580, quelle veneziane, non se la prende perché alcuni testimoni sostengono che poi Andrea Doria è ritornato indietro, ha combattuto valorosamente e ha consentito di recuperare e di salvare molte imbarcazioni, quindi a quello che poteva sembrare un errore personale di validissima persona ha immediato, ma ha dovuto farlo perché i movimenti, il vento, eccetera, sono stati hanno costretto a fare quelle manovre. La cosa, quindi Venezia all'inizio non dice niente su Giovanni Andrea Doria, e non è che sia tanto simpatico, perché Gianni Andrea Doria nel 1570, quando la flotta alleata stava discutendo sulla possibilità di soccorrere Cipro, lei ha menzionato, Gianni Andrea Doria si è rifiutato, perché diceva è impossibile, tecnicamente è impossibile di fare questa operazione, quindi noi riteniamo sui nostri navi. Quindi fu inviso a tutta la Repubblica per questo. Però nonostante questi mostri da parte di Venezia, perché Gianandrea Doria impedì il soccorso, nonostante questo, gli hanno subito venuto i veneziani non se la presero con lui, perché avevano capito che la sua manovra non era proprio tanto dettata dal poter dire. La cosa incredibile però è che anni dopo viene completamente dimenticato, perché qui viene escluso, mentre per esempio vediamo il Barbanedo, che era il comandante del terreno sinistro, il Doria non esiste, è sparito, perché le relazioni politiche tra Venezia e Genova sono pessime, quindi praticamente qui in questo dipinto si intesse un racconto molto diverso.
che anche se capisco perché hanno sostenuto questa tesi, tanto per capirci, la flotta turca viene quasi letteralmente distrutta, riuscirono a salvarsi solamente tra i 30 e i 40 vascelli, 30 e 40 barelle, e pochi mesi dopo i turchi si ripresentano in mare con una flotta ancora più numerosa. Quindi l'arsenale di Costantinopoli deve aver marciato a una velocità impressionante che fece scapore in tutti quanti. Se poi dovessimo ripercorrere alcuni episodi di scontri navali negli anni successivi, vediamo che i turchi diedero del filo alla torcida, ma soprattutto gli spagnoli, perché appunto avevano fatto la pace con Venezia. E i turchi stessi poi divideranno il continente, a sede di Vienna, poi dopo ci sarà la guerra di Cambio, eccetera, eccetera. Quindi apparentemente sembra che quanto sia servita ben poco. In realtà non è così, perché è stata la prima sconfitta cocente, devastosa comunque, perché è vero che hanno potuto ricostruire tutta la flotta in meno di un anno, ma è anche vero che hanno perso tutte le truppe più addestrate, quindi i relatori più addestrati, comandanti più addestrati, e quelle cose non si fermano in poco tempo. Quindi sicuramente subirono una sconfitta gravissima che li ha portati a una politica militare marittima più prudenziale, meno avventata, perché uscirono da una serie ininterrotta di vittorie navali in tutto il corso del Cinquecento. Quindi l'importanza di Lepanto è stata quella di aver ridotto in maniera eclatante la supremazia ottomana sul mare. Una volta significava tantissimo per le ragioni che vi ho detto prima, perché il dominio dei mari significava dominio di qualsiasi guerra, come adesso per esempio come avviene con il dominio dei cieli. Questa è una considerazione per l'inizio. Che non è tanto di tipo pratico, perché parliamo di pace disastrosa. Dovete tornare indietro tutti i viaggetti che conquistarono anche grazie all'impulso di Emilia. Dovete riparare di 400.000 ducati di armamento, di penalitari di guerra, eccetera, eccetera. Vedete solo un dato. La Repubblica di Venezia ogni anno riceveva dalle proprie tasse statali 500.000 ducati da Cipro. Va bene? Un anno 500.000 ducati, tutto fatto di Venezia. Per la sola guerra di Cipro Venezia spese 12 milioni di ducati. Cioè 24 volte gli introiti annuali che derivavano da Cipro. Più disastroso di così non si può dire. Poi tra l'altro perdendo l'isola. La perdita dell'isola per Venezia fu tragica non solo dal punto di vista di tutta la vicenda del mare, eccetera, ma anche dal punto di vista istituzionale, perché quando Venezia acquisì l'isola di Cipro con la famosa relazione della regina Cornaro, che qualcuno voi conoscerà, avere il regno di Cipro significava avere proprio una corona, cioè diventare testa coronata. Nel diritto dell'epoca, le teste coronate, che sono quelle famose appunto della Spagna, dell'Asburgo, della Francia, eccetera, le teste coronate avevano il diritto di sedere ai tavoli di pace di qualsiasi guerra, va bene, anche se non hanno fatto poco niente, per trattare la pace. Quindi era un po' una specie di ONU, chiamiamolo, sto semplificando, no? Quindi Venezia, nonostante la sua potenza, la sua ricchezza, ma territorialmente limitata, grazie all'acquisto di Cipro, ebbe questo grandissimo privilegio di sedere al tavolo delle trattative di qualsiasi trattato di pace, perché era un mercato enorme. Per
dire, voi sicuramente avete sentito parlare delle vicende del Concilio Tridentino. Il Concilio Tridentino, molti cardinali fecero rimostranze per prevenire non poter partecipare al Concilio, perché era un diritto che era riservato appunto di questa giornata. I veneziani con i propri avvocati dicevano che io la colonia, io non ero la colonia, e poi avevo il diritto di sedere. Anche a quel tipo di manifestazione, non era un partito di pace, ma era qualcos'altro. E è servito qualcosa, nonostante i disastri che ho enunciato, certamente è servito qualcosa. Prima di tutto a rinsaldare lo spirito di Rivarsi, lo spirito, come vuol dire, di Venezia, della Repubblica di Venezia, del patriziato, quindi a coalizzare, a unificare. Il patriziato poi, il Senato, è spesso diviso. A rinsaldare il patriziato con la popolazione per questa vittoria, ma soprattutto, e questo è il punto che secondo me gli storici non hanno abbastanza valutato, che questa vittoria ha riportato autorità a livello internazionale sul peso che Venezia, al di là del fatto che lui era una corona, sul peso che Venezia aveva nei fatti nel dominio dei mari. Perché poi, anche se le cronache non ammettono di certa ma Filippo II,